Il premio Carchinos è il riconoscimento tutto agrigentino che viene conferito ad agrigentini di nascita e di fatto che si distinguono per il loro operato sociale, culturale, artistico e professionale è giunta alla sua quarta edizione. Una vera e propria kermesse presentata da Elettra Curto, caratterizzata dalla spettacolarizzazione con pezzi musicali e teatrali e di grande riflessione per i presenti grazie all'autorevolezza morale dei suoi stessi protagonisti. A ricevere il premio 2019 sono stati la comunità missionaria Porta Aperta nell'ambito della solidarietà per il loro servizio alla mensa dei poveri. Il premio all'imprenditoria è stato conferito alla Fondaria Virgadamo, Fulvio Scichilone all'innovazione, Giugiu Gramaglia per la categoria arte e spettacolo, per il turismo a Pierfilippo Spoto, per la musica a Francesco Buzzurro, al professor Alfredo Butera per la categoria medicina. Il premio speciale invece è stato conferito al generale di Corpo d'Armata Luciano Portolano per essersi distinto in campo militare, conseguendo prestigiosi risultati grazie all'encomiabile dedizione, abnegazione, coraggio e onore con cui ha sempre servito lo Stato per la salvaguardia della sicurezza nazionale. E sempre alla legalità, tema rilevante di questa edizione 2019, è stata conferita una menzione speciale al comandante provinciale dei Carabinieri di Agrigento, il colonnello Giovanni Pellegrino. Ed altre menzioni speciali sono state conferite al Coro Magnificat, alla dottoressa Silvia Nocera ed al laboratorio gastronomico Taibi di Castrofilippo. Un resoconto di quest'anno. Ma estremamente felice, il premio Carchinos ormai è un appuntamento consolidato nella città di Agrigento, tant'è che ci arrivano tante segnalazioni ogni anno. Noi non facciamo altro che assemblare tutte queste e sottoporle a una giuria di qualità che sceglie veramente il meglio che nonostante tutto riesce a offrire, a produrre la nostra città. Quindi bilancio, tu mi chiedi un bilancio estremamente positivo. Generale, quest'anno il premio Carchinos diciamo che ha puntato molto sulla legalità. A chi dedica il suo premio speciale? Lo dedico a tutti coloro che nell'ambito della legalità, ma nell'ambito della sicurezza e stabilità, operano giornalmente in cielo, in mare, in terra, tutto il personale della difesa, sia in Italia ma anche all'estero. Una situazione come oggi, una bellissima giornata come oggi, è anche possibile grazie al contributo alla stabilità e alla sicurezza che dà il comparto difesa integrato con altri dicasteri nazionali. Un premio molto importante, che cosa rappresenta per la vostra comunità? Per noi rappresenta un incentivo ad andare avanti, ad andare sempre con il vento in poppa, a prendere il largo nel nome di Cristo e a non scoraggiarci mai davanti a nessuna difficoltà. Lei è un artista di fama nazionale e internazionale, ma che cosa si prova a essere premiati nella propria terra? Si prova una grande gioia, una grande soddisfazione, ci vorrebbero tanti momenti come questo perché il coinvolgimento emotivo è veramente forte, però la cosa che più mi piace è riuscire a portare il messaggio alla mia cittadinanza, ai ragazzi che comunque si interessano alla musica, che senza il sacrificio non ci sono risultati, nessuno nella vita regala niente e se dei risultati arrivano e se uno raccoglie quello che ha seminato è dovuto soltanto al sacrificio personale, al sacrificio della famiglia e a tante ore spese per lo studio, perché credo che già nell'atto stesso di studiare, di approfondire il proprio strumento ci sia già una prima soddisfazione, un primo ritorno che lo strumento stesso ti dà, che ti dà quotidianamente. Ricevere un premio della caratura del premio Carchinos fa sempre onore ed è sempre un motivo di orgoglio. Io sono grato alla giuria che mi ha onorato di questo premio e devo ringraziare la mia famiglia perché mi supporta e mi sopporta e poi devo dire sempre grazie a chi mi segue. È stata una grandissima soddisfazione ed è con grande sorpresa quando ho ricevuto la chiamata, è stata davvero un'emozione grandissima. È stata una bella sensazione, è stato anche bello e io spero che in realtà questo tra virgolette, molte virgolette, esempio di me che ho scelto di vivere e rimanere a vivere ad Agrigento possa ispirare in un certo modo anche persone che magari vogliono tornare, devono avere la forza di trovare un po' l'inventiva o comunque anche la perseveranza per riuscire a tornare a casa o per riuscire a rimanere nella propria terra.